No. Del Signore, almeno fin dal secolo XVIII. Sacra rappresentazione che ci offre la possibilità di riflettere e di riprendere coscienza del fatto storico più documentato e più clamoroso, che è il fondamento incrollabile su cui poggia tutta la nostra fede cristiana, la nostra speranza e la nostra carità. Dinanzi ai nostri occhi si erge una tomba, nella quale nel di pomeriggio è stato deposto l'adorabile corpo di Gesù. È la tomba di Giuseppe d'Arimatea. Era un giardino e nel giardino una tomba nuova dove nessuno era mai stato sepolto. Siccome era la vigilia della festa ebraica, misero lì il corpo di Gesù perché la tomba era vicina. Le immagini che partecipano alla sacra rappresentazione sono quelle della Vergine Santissima, di San Giovanni Apostolo, Es beginnt jetzt die heilige Darstellung des Mysteriums der Auferstehung von Christus. Das geschichtliche Ereignis will uns zum Bewusstsein bringen, dass gerade dieses Ereignis das unerschütterliche Fundament ist, auf den sich unser ganzer christlicher Glauben, unsere Hoffnung und unsere Barmherzigkeit stützt. Vor unseren Augen erhebt sich das Grab, in welchem Freitagnachmittags der verehrte Körper von Jesus beigesetzt worden ist. Es ist das Grab von Josef aus Arimathea. Die Figuren dieser heiligen Darstellung sind die heilige Jungfrau, der Apostel Johannes, Maria Magdalena und der Engel. The holy representation. Maria Maddalena viene presto al sepolcro, portando gli aromi che aveva preparato per imbalsamare il corpo di Gesù. Ad un tratto, lungo il cammino, si ricorda che il sepolcro era stato chiuso con una pesante pietra. E la pietra della porta del sepolcro. E qual non fu la sua meraviglia quando, giunta a breve distanza,
vede che la pietra era stata rimossa e che il sepolcro era stato aperto. Ma non si può allontanare nella speranza di sapere qualche notizia dell'amato Maestro e si sfoga con lacrime di dolore e di amore. A un tratto l'angelo le chiede: Donna, perché piangi? Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano messo. Appena pronunzia queste parole, forse per l'ansia cui è in preda o per aver sentito un lieve rumore di passi, Maria si volta e vede Gesù ritto, ma non sa che sia Gesù. E Gesù le dice: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Maria Maddalena, pensando che sia l'ortolano, è sempre assorta nel pensiero di Gesù e nel desiderio di recuperarne la salma, risponde tra i singhiozzi: Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai messo e io andrò a prenderlo. Quasi commosso da quelle lacrime, Gesù vuole ricompensare l'amore perseverante della discepola e rivolgendosi a lei con un tono di voce familiare la chiama per nome. Maria. Un raggio di luce dissipa le sue tenebre, un fiume di gaudio le inonda il cuore e lei, cadendo ai piedi di Gesù, esclama: Maestro! Amore, riverenza, umiltà, gioia immensa si compendiano nella sua breve esclamazione. La Maddalena si abbraccia ai piedi di Gesù, decisa a non separarsi più dal Maestro. Ma Gesù le dice: Non mi toccare, perché non sono ancora risalito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Allora Maria Maddalena corre a dar la notizia che il Maestro è vivo, che l'ha visto, che le ha detto e dato un messaggio da comunicare. Am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, begab sich Maria Magdalena zum Grab. Sie brachte selbst zubereiteten Aromen mit, um den Körper von Jesus einzubalsamieren. Groß war ihre Überraschung, als sie das Grab leer verfand. Der Engel traf Maria Magdalena weinend und fragte sie: Warum weinst du? Sie antwortete: Sie haben meinen Herrn vorgebracht und ich weiß nicht, wo er ist. Da trat ein junger Mann hinzu und fragte Maria Magdalena: Warum weinst du? Wen suchst du? In der Meinung, es sei der Gärtner. Il terzo inchino